Luce sulla città, una luce che cancelli le ombre su cui troppo spesso si annidano degrado e criminalità. Il piano a Vicenza è ambizioso, 350.000 euro per costruire nuovi impianti di illuminazione pubblica e per migliorare l'efficienza energetica dei lampioni che già esistono. Sono 350.000 euro di spesa a mutuo che andremo a mettere in campo per risolvere tantissime problematiche, dalla strada Padana superiore verso Padova, quindi il tratto che andremo anche ad asfaltare con il rifacimento di illuminazione pubblica e poi il completamento dell'asfaltatura, la zona di via Battaglione Liguria e Battaglione Sassari a Villaggio del Sole, via Rodolfi dove c'è l'ospedale, che in questo momento ha un collegamento volante, andremo a fare un collegamento serio della nuova rete, lo stesso per via Ruspoli Simonetti, via Cavalieri di Vittorio Veneto e le zone limitrofe dove ci sono alcuni punti dove manca l'illuminazione. Andremo ad aggiungere un altro palo di illuminazione pubblica in via Battaglione Stelvio per completare l'illuminazione della via alla fine, e un altro intervento importantissimo sarà quello per la pista ciclabile del cimitero, dove andremo a cambiare i corpi luce per renderla molto più illuminata nella fase notturna, e la pista ciclabile di Maddalene nel tratto che va da via Bregane a via Rolle, il nuovo tratto che abbiamo completato. Lì andremo a fare ex novo l'impianto di illuminazione, in modo che i cittadini che lo utilizzano la sera possano farla tranquillamente. Viene data così una risposta alle segnalazioni dei cittadini e anche di tanti telespettatori di Rete Veneta che hanno chiesto un potenziamento dell'illuminazione. Certo, per poter dire missione compiuta, bisogna aspettare di vedere i risultati, visto che gli interventi verranno eseguiti tra la primavera e l'estate del 2020, ma a questo punto sono stati annunciati. Adesso non resta che passare dalle parole ai fatti.